Ma è un governo che va all'insegna della tutela del lavoro e della quotidianità, perché io invito tutti a fare un ragionamento inverso. Ovviamente in questi giorni ci siamo concentrati soprattutto sul tema delle proteste delle persone contrarie, ma ricordo che a Treviso l'87% delle persone è in possesso di Green Pass perché ha deciso di fidarsi della scienza e dello Stato e si è vaccinata, ma c'è anche un'altra percentuale che è in possesso di Green Pass perché a causa di altre patologie non può vaccinarsi. Quindi stiamo parlando di 9 cittadini su 10 che in realtà potranno continuare, grazie a questa iniziativa, a vivere tranquillamente la normalità, a frequentare i teatri, i cinema, i ristoranti, e lo faranno in sicurezza. Oggi l'obiettivo è doppio: garantire la continuità lavorativa e il sostegno dell'economia del nostro territorio, la socialità e anche da un punto di vista morale, ma anche quello di proteggere quella fascia che liberamente ha scelto di non vaccinarsi e che oggi, non lo dice Conte, non lo dice Zaia, lo dicono i dati che ci arrivano dagli ospedali, sono anche coloro che sono più a rischio, perché il 90%, in alcuni casi addirittura il 100% delle persone ricoverate negli ospedali sono persone non vaccinate. Quindi è evidente che sono la fascia di popolazione più a rischio, che va protetta, e lo strumento oggi migliore per proteggere queste persone e garantire la continuità lavorativa è il Green Pass.